Al conto mancano ancora una trentina di ostie ed è proprio sulle particole consacrate che a questo punto si concentrano gli investigatori per riuscire a recuperarle o a capire che utilizzo ne ha fatto chi le ha rubate. L'obiettivo è quello di fugare l'ipotesi messe nere. I carabinieri sono però riusciti a recuperare il resto della refurtiva, in particolare 2 preziosi pissidi, riconsegnando così la serenità alla comunità di San Vincenzo a Oderzo. Si tratta dell'ennesimo colpo ai danni di una chiesa, tanto che ora è lo stesso vescovo ad annunciare che la diocesi sta pensando ad un sistema di telecamere di sorveglianza per tutte le parrocchie. Il colpo in chiesa risale allo scorso mercoledì. Quest'altro era sfondato quel vetro, quello lì è il vetro che è stato sfondato con questi massi che hanno trovato qua nei dintorni della chiesa. Un assalto che aveva lasciato attonita la comunità e costretto i carabinieri a fare in fretta per risalire agli autori del furto. Ed è proprio seguendo le tracce lasciate dai banditi che le forze dell'ordine sono risalite a una coppia di giovanissimi originari del Marocco. Un 18enne e un 19enne che la scorsa notte si erano dati appuntamento nello scantinato dell'ospedale di Conegliano per accordarsi sulla spartizione di quelle 2 pissidi. Attualmente sono in stato di fermo, si trovano in carcere in quanto stiamo procedendo tecnicamente per ricettazione. Essendo risaliti a loro diverse ore dopo il colpo non è stato possibile contestare ai 2 il reato di furto, ma è comunque scattata l'accusa di violazione di domicilio dopo la denuncia presentata dall'ULSS per essere entrati nel garage dell'ospedale. Se per la parrocchia è il momento di tirare un sospiro di sollievo, per la diocesi questo è invece il momento di pensare ad intensificare i controlli in tutte le parrocchie. Dovremmo farle mettere in tutte le chiese, non sono neanche di un costo eccessivo, credo che potrebbe proprio essere un deterrente perlomeno che non risparmia nel modo più assoluto, però certamente io ho visto dove sono state installate e hanno costituito un baluardo notevole.